giovedì 28 dicembre, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza ed Angelo Gagliano. Vedremo come sarà il 2024 con i rincari che sono lì alle porte che ci aspettano e poi il turismo in Sicilia a Capodanno e anche perché i giovani vanno via dalla nostra regione attraverso le immagini di un documentario. Ma prima di tutto le strade insanguinate a Palermo, si aggrava purtroppo il bilancio dell'incidente che è avvenuto alla vigilia di Natale sul viale Regione Siciliana. È morto anche il 17enne precipitato con la Smart da un cavalcavia. Era una promessa del pugilato. Non ce l'ha fatta Simone Glorioso, il 17enne rimasto coinvolto nell'incidente stradale avvenuto in viale Regione Siciliana a Palermo, che è costato la vita anche a Michelangelo Aruta, 22 anni, morto sul colpo. Glorioso, ferito gravemente, era stato sottoposto ad un intervento chirurgico alla testa ed è rimasto sotto osservazione nel reparto di rianimazione dell'ospedale Villa Sofia. I due giovani la mattina del 24 dicembre sono volati con la Smart dal viadotto nei pressi di viale Lazio. Michelangelo Aruta è stato sbalzato fuori dalla vettura e poi travolto, pare, da un furgone che trasportava giornali. Il conducente del mezzo non si è accorto di nulla, ha notato solo successivamente tracce di sangue. L'autista è stato ascoltato dagli agenti della polizia municipale che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. È stato accertato che il giovane alla guida era sobrio e il tasso alcolemico era nella norma. Al suo fianco c'era Simone Glorioso, giovanissima promessa del pugilato nella categoria 57 kg, era stato recentemente convocato in nazionale per un allenamento al centro sportivo dell'esercito a Roma. L'anno prima, nella categoria 54 kg, aveva conquistato il titolo italiano. Trasporti, dal 1 gennaio aumenti in arrivo anche per le ferrovie. La Regione annuncia il nuovo contratto di servizio con Trenitalia. In realtà promette una riduzione del 5% del prezzo dei biglietti, ma secondo il Comitato dei Pendolari questo non corrisponde alla realtà, c'è una smentita secca, anzi un ringraziamento ironico per il doppio regalo di Natale. Sono in arrivo 23 nuovi treni e riduciamo il costo dei biglietti. A dichiararlo pochi giorni fa il presidente Schifani e l'assessore ai trasporti Aricò per annunciare la firma del nuovo contratto di servizio della regione con Trenitalia. Dal 1 gennaio, ha aggiunto Aricò, il costo previsto dei biglietti subirà una riduzione del 5% e resterà invariato per i prossimi 4 anni. Peccato che la famosa riduzione sbandierata dalla regione non solo non esiste, ma dal 1 gennaio invece i biglietti dei treni subiranno un rincaro, facendo infuriare soprattutto i pendolari. Il governatore Schifani e dell'assessore Aricò parlavano di una riduzione del 5%, avendo constatato sul portale di Trenitalia che abbonamenti e biglietti in realtà non c'è nessuna riduzione, ma bensì un aumento del 5%. Guardando questa simulazione, un abbonamento da Fiumefreddo di Sicilia a Catania, andata e ritorno in seconda classe, costa 79,50 € fino al 31 dicembre 2023. L'annuale 742,80 €. Dal 1 gennaio 2024, secondo la Regione, il costo dovrebbe diminuire del 5%, invece sale a 83,50 € per l'abbonamento mensile, a 779,90 € per l'annuale. A questo si aggiunge un'ulteriore beffa. Vogliamo ricordare all'assessore Aricò che in realtà a gennaio 2023 abbiamo trovato un aumento del 10% non dovuto dall'attuale contratto e per volontà del governatore Schifani era stato previsto in finanziaria 2023 un ristoro di 3.600.000 € per azzerare l'aumento del 10%. Siamo a fine anno, ma di questo ristoro di 3.600.000 nessun pendolare ha visto un centesimo. In attesa di rimborsi e di risposte, intanto c'è una certezza: il nuovo anno nasce sotto la stella degli aumenti, anche per i trasporti ferroviari. Consegnati i lavori alla ditta che eseguirà il restauro della chiesa di Pennisi ad Acireale, chiesa che era stata distrutta dal terremoto di Santo Stefano nel 2018. Quella è diventato un luogo simbolo per la popolazione colpita dal sisma. Iniziano i lavori nella chiesa Santa Maria del Carmelo nella frazione di Pennisi ad Acireale, uno dei luoghi simbolo del terremoto di Santo Stefano del 2018. L'edificio è stato danneggiato irreparabilmente e da allora è stato chiuso. Sul sagrato della chiesa c'è una statua che è diventata simbolo di quella drammatica notte, Sant'Egidio, che la piccola comunità ha sempre considerato il protettore dai terremoti. La statua non resse alla scossa e crollò distruggendosi al suolo. Per gli abitanti fu un segno.
La Chiesa per queste comunità così piccole è un punto di aggregazione fondamentale. I lavori e i soldi che vengono spesi per le chiese non si intersecano con quelli della ricostruzione privata, sono due cose che nulla hanno a che fare tra loro. Da allora tutti si rimisero al lavoro per far sì che la piccola parrocchia non morisse. Tenerla viva significava tenere riaccese le luci su tutta la comunità. Sant'Egidio restaurato tornò al suo posto pochi mesi dopo. Tra 1 anno e mezzo invece la stessa chiesa tornerà fruibile. Sarà una bella chiesa e il progetto è stato approvato a seguito di un concorso di idee al quale hanno partecipato professionisti di rilievo. Questo perché, dovendo ricostruire, quantomeno che si ricostruisca non soltanto in maniera sicura ma anche meglio. Oggi nel nuovo oratorio di via Cerami è stata siglata l'assegnazione e l'avvio dei lavori. L'importo, al netto del ribasso d'asta, è pari ad oltre 1,5 milioni di euro e quello complessivo dell'intervento è pari a quasi 2,5 milioni di euro. Vogliamo vedere i giornali siciliani, Angelo? Sì, cominciamo con la Sicilia di Catania. Questa è la prima pagina, come sempre 2 fatti in primo piano. Giorgetti difende la scelta sul patto, sul ponte non è scandaloso che Sicilia e Calabria contribuiscono con il Fondo di Sviluppo e Coesione. E poi c'è un tema forte, sentito, il lato B dell'estate, un'alga tossica inquina il lago Arancio, gli agricoltori sul piede di guerra e per gli altri invasi si aspetta la pioggia. Insomma, c'è una crisi idrica che si fa sentire. Tornando poi alle altre notizie, sul fronte del governo, superbonus, oggi in Consiglio dei Ministri un decreto sulla sala straordinaria e c'è ancora l'influenza della Meloni, indisposta, è stato rinviato l'incontro di fine anno e il tema degli aumenti, una stangata da 974 euro a famiglia tra cibo, bollette, auto e telefonia. Questo è quanto prevedono le associazioni dei consumatori. Ma intanto, ne abbiamo parlato anche ieri, tornano gli sbarchi a Lampedusa, nell'isola in 333, tra loro anche un morto e un ferito a bordo di una delle imbarcazioni che sono arrivate. E poi la Regione accelera sui pagamenti da gennaio, scatta la tesoreria unica e vedremo poi magari di approfondire. Per quanto riguarda invece la cronaca, donna muore in ospedale, minacce al medico sindaco, è stata aperta un'inchiesta per quanto accaduto a Mazzarino. E adesso andiamo nelle pagine interne, partiamo proprio dagli sbarchi, perché a Lampedusa tra i profughi un morto e un ferito. 333 migranti, 24 dei quali intercettati direttamente a Cala Maluk, giunti ieri sulla maggiore delle isole. E ancora sempre sulle pagine interne della Sicilia, la pagina dedicata invece a Catania, si parla di The Horse, sono ormai degli accampamenti sulla base del DDL concorrenza, sia la proroga per il suolo pubblico ma con i dovuti distinguo. C'è un pressing del comitato dei residenti del centro storico per regolamentare le concessioni. Il comune sta lavorando al piano che è ormai quasi pronto. Poi c'è da registrare un grave lutto nella politica catanese, la scomparsa improvvisa di Santo Castiglione, ha amato e servito Catania. La notizia è stata comunicata ieri sera in apertura del Consiglio Comunale. Il sindaco Trantino, uomo leale e altruista, oggi camera ardente a Palazzo Minoriti. E ancora vediamo di approfondire quelli che sono i regolamenti per il centro storico della città di Catania, gli uffici pronti con il piano che dovrà passare prima in commissione e poi in consiglio. Il comune si sta adeguando al trend nazionale, l'assessore Gelsomino andare per gradi e valutare attentamente le richieste, cioè sia alla proroga oculata per tavolini e The Horse, quindi nel centro della città, e vedete anche qualche foto di quello che succede nel centro storico di Catania. E su Catania ancora si torna sulla sparatoria di cui ci siamo occupati nella giornata di ieri, la sparatoria in Viale Bummacaro. Volevano prendermi l'auto, questo è quanto ha raccontato la vittima, ma il suo racconto non convince. Attraverso le telecamere presenti in zona si proverà a chiarire quanto è accaduto proprio ieri nelle prime ore della giornata. Poi c'è un'iniziativa, uno spazio di luce
per donne sole. Una casa femminile, si chiama Lumière, il dormitorio che padre Mario Sidica ha fatto ristrutturare, e al piano terra dell'immobile che ospita la locanda del Samaritano accoglierà pure le vittime di violenza. Lasciamo la Sicilia e adesso andiamo alla prima pagina di Repubblica Palermo, che ha l'apertura ancora su quanto accaduto nella discoteca con la morte di un giovanissimo. 2 colpi, le grida e la fuga, nei video la morte in diretta. Il 17enne confessa, ucciso Ceresia con una pistola da 700 euro, funerali con la bara bianca e i palloncini. Questo il racconto in prima pagina su Repubblica Palermo. E poi ancora vedete la dura vita dei 150 migranti e ragazzini sotto un tendone. Dovrebbero essere 50 e stare giusto diciamo qualche giorno, ma a Rosolini c'è un tendone senza bagni né docce e a sufficienza sono costretti a vivere in 150, quindi un'altra storia di giovani profughi che vivono tra mille difficoltà. E poi ancora una polemica a Palermo, via il nome di Cassarà dal Parco dei Veleni, uno scorcio, quello che stiamo vedendo, del parco fino a ieri intitolato a Ninni Cassarà, chiuso da 10 anni per la presenza di amianto nel sottosuolo. E lasciamo la prima pagina di Repubblica, andiamo a vedere gli approfondimenti. Le indagini sul delitto della discoteca, squadra mobile e carabinieri hanno incastrato il minorenne grazie ad una serie di immagini che sono tratte dalle telecamere dei negozi e del distributore di benzina accanto proprio alla discoteca. Si sente anche una voce: dammi la pistola, la testimonianza di un soccorritore dopo l'ultimo brano. Ho sentito grida, queste le parole, 2 colpi, le urla, Lino morì, il film della notte di piombo che viene raccontato per l'appunto questa mattina. E poi vedete la città, una città di Palermo che ha paura perché il rischio delle notti violente, i locali corrono adesso ai ripari, vigilanza aumentata, ma ora c'è paura. Più di 30 addetti alla sicurezza per le serate con 1000 persone, ci vuole un presidio delle forze dell'ordine per evitare gli assalti. Questa è la situazione che vive la città di Palermo. E a proposito dunque di ritorno degli sbarchi, perché Lampedusa, oltre 700 arrivi in 24 ore, si rianima, nel senso che le condizioni meteo marine favoriscono gli sbarchi. Uno dei migranti colpiti da proiettili alla partenza dalla Libia è spirato prima dell'arrivo di una motovedetta della Finanza. 2 navi umanitarie sono state inviate verso porti lontani. La Ocean Viking fa rotta verso Bari, la Sea 4 si dirige invece a Brindisi. Dopo settimane di maltempo sono ricominciate le traversate, soccorse 20 carrette del mare. E poi, come vedete, l'abbiamo già letto dalla prima pagina, dovrebbero essere 50, invece sono il triplo a vivere nella tensostruttura del Siracusano, senza docce, acqua corrente né tutela legale. Un gruppo di ragazzi che sono ospiti di un centro di minori non accompagnati, siamo a Rosolini, nel Siracusano. E poi la storia di Alice, la Greta catanese in cattedra a 18 anni, la Sicilia si arroventa. All'Università di Messina la lezione di Alice Quattrocchi sull'ecoansia. L'estate scorsa ho visto nella mia città cosa è il cambiamento climatico. Questo il suo racconto, il sentimento che mi fa scendere in campo è la preoccupazione, dice la portavoce di Fridays for Future. Questo è il movimento. E poi la polemica di Palermo, via il nome di Cassarà dal Parco dei Veleni, il comune vuole intestargli Villa Trabia. Questo è dunque quanto scrive stamattina Repubblica. Adesso la prima pagina del giornale di Sicilia, che ha un'apertura diversa rispetto a tutti gli altri quotidiani che abbiamo visto fino a questo momento. Grandi negozi saltano i limiti. C'è un emendamento del governo regionale alla finanziaria che modifica la norma che oggi riduce le quadrature per le griffe nei centri storici delle città. La norma andrà al voto il prossimo 8 di gennaio. Sarà anche possibile frazionare
le iperstrutture senza chiedere l'autorizzazione, turnover nei consorzi di bonifica. E poi fotonotizia dedicata alle arance, perché anche le arance stanno soffrendo la siccità, poca acqua, piccole, la crisi delle arance, stagione poco favorevole anche per ortaggi come i carciofi. Nella piana di Catania si prevede il 50% in meno di fatturato anche per il calo dei consumi, va un po' meglio a Ribera grazie al marchio DOP. E ancora l'omicidio di Palermo alla discoteca, resa dei conti fra gang e spaccio di droga, l'intreccio di un delitto. Gli investigatori credono che l'assassinio sia stato premeditato. Ieri si sono svolti i funerali blindati dell'ex calciatore ucciso sul retro della discoteca. Ci sono anche altre notizie, come vedete a Lampedusa spari contro i migranti, un morto e un ferito, poi l'incidente di Viale della Regione a Palermo, non ce l'ha fatta. Il giovane pugile Simone Glorioso era sull'auto precipitata dal viadotto alla vigilia di Natale. L'ordinanza Capodanno in piazza, c'è una guida con tutti i divieti. In via Libertà saranno rimossi gli stalli per bici e monopattini. Insomma, si prevede una vera rivoluzione dal punto di vista viario a Palermo per i festeggiamenti del Capodanno. E poi si torna sulla Gazzetta del Sud, sulla assenza, comunque sui pochi vigili presenti per i giorni delle feste in strada. Messina, vigili richiamati dalle ferie, sospesi anche i riposi da oggi sino al 7 di gennaio, i sindacati insorgono. Il provvedimento urgente del comandante dopo la notizia sulle tantissime assenze dei giorni scorsi. E poi sul ponte progetto definitivo in addirittura di arrivo, quindi si sta lavorando per definire per l'appunto questo progetto per la infrastruttura natale. Stasera c'è l'evento Clou, ci sono i Pua a Messina in piazza e quindi si attende davvero tantissimo pubblico. E anche qui notiamo colpita anche la Sicilia. Cibo, telefonia, energia e trasporti, il 2024 porterà 974 euro di rincari, questo per quanto riguarda, diciamo, la stangata che sta per arrivare per tutti noi consumatori. E ancora leggiamo, ci proiettiamo quindi alle notizie di carattere internazionale. Erdogan, Netanyahu come Hitler, si spezza tra i due paesi. Il tenue file di dialogo, nuovi raid con decine di morti. Questo ed altro troveremo sui quotidiani nazionali nella rassegna fra poco. Bene, ci fermiamo provvisoriamente, state con noi, tra poco i quotidiani nazionali. Buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, passiamo alla rassegna dei quotidiani nazionali con Angelo Gagliano. Allora, cominciamo con il Corriere della Sera. Primo fatto importante che viene evidenziato con Giorgetti, accusa e scontro, debito, basta allucinazioni, la Meloni è malata, slitta ancora l'incontro con i media, il ministro alla Camera, mai detto che avremmo ratificato il MES, le opposizioni si dimetta. Poi ancora, vedete questa foto piuttosto chiara, dentro il super tunnel di Gaza, qui sotto le forze del male, nuovi raid nella striscia, Erdogan contro Netanyahu, sei come Hitler. E poi l'altro fatto, diciamo, di cronaca, 4 morti nell'ambulanza in fiamme, Urbino, scontro con un pullman e il rogo in galleria, le vittime 3 sanitari ed un paziente. E poi altre notizie, la sfida legale ai grandi dell'intelligenza artificiale, questo è un tema che stamattina viene ripreso da tutti i quotidiani. Allora vediamo questa foto, vediamo qualche foto in più del tunnel di Hamas, Medio Oriente in fiamme, sono stati eliminati molti terroristi e distrutti gli imbocchi del tunnel, siamo impegnati a liberare i nostri ostaggi, a liberare Gaza da Hamas, queste le parole nelle viscere di Gaza, il super tunnel di Hamas che fa ancora paura. Questo il racconto. Sottoterra le brecce sono state scavate dai jihadisti fino a 50 metri di profondità. Non è soltanto
il quotidiano, diciamo il Corriere, a parlare di questo stamattina, a proposito di quanto accade in Medio Oriente. Ma intanto siamo sulla prima pagina di Repubblica, l'addio a Delors, l'uomo che seppe riconciliare l'Europa. Poi c'è un'intervista con Letta, dice le sue idee per battere i sovranismi. Ma anche qui la notizia è sul superbonus, perché c'è la rabbia di Forza Italia. Giorgetti attacca alla Camera gli incentivi edilizi, peggio dell'LSD come allucinogeno, un'allucinazione con effetti radioattivi sul debito, e annuncia un limite nel Parole durissime di Giorgetti. Assolutamente. Nel Consiglio dei Ministri di oggi, alla richiesta di proroga, il partito di Tajani esplode, ci trattano come cavie. E intanto la politica impoverisce, guarda, Conte da 1 milione di redditi nel 2019 a 24.000 euro che sono stati dichiarati nell'ultima dichiarazione. Poi il copyright, se New York Times sfida OpenAI in tribunale, e quindi è cominciata una querella impressionante. Perché accusa di avergli preso tutti i pezzi, tutti gli articoli, di aver costruito una cosa sua. Ecco l'intelligenza artificiale, un po' ladrona. È un po' ladrone. Poi Kiev senza soldati, caccia ai coscritti all'estero, c'è una difficoltà adesso per l'Ucraina. L'Iran, la strategia di annientare Israele sempre sui conflitti, e poi l'Egitto che fa da mediatore per la tregua, la tela di Al-Sisi su Gaza. E allora andiamo nelle pagine interne, questo scontro durissimo, Erdogan paragona Netanyahu ad Hitler, la replica genocida non dia lezioni, quindi insomma i toni sono veramente aspri e altissimi da una parte e dall'altra. E poi la crisi ucraina a corto di soldati, questo è l'altro confronto, servono rinforzi, sarà reclutato anche chi lavora all'estero, i generali chiedono altri 500.000 uomini, il governo abbassa l'età della leva da 27 a 25 anni, come dire, insomma la guerra non è assolutamente finita neanche in Ucraina. Siamo alla Stampa, anche qui Giorgetti, allucinazione superbonus, il ministro del Tesoro, superato il limite, fondi sottratti alle pensioni, scontro con Forza Italia, è pronto un nuovo fisco con sole 3 aliquote IRPEF, la Premier rinvia ancora la conferenza stampa di fine anno. La forza dell'Ucraina, questo è quello che scrive in questa fotonotizia, la forza sono le donne al lavoro, con i mariti in guerra, i figli rapiti da Putin. C'è un approfondimento nelle pagine interne della Stampa, per l'appunto a raccontare il ruolo delle donne. Con gli uomini al fronte anche i lavori più duri vengono svolti da mogli e sorelle. Il Fondo Monetario Internazionale rivede le previsioni di crescita più 4,5 grazie all'imprenditoria femminile. Vedete, si lavora in queste immagini anche nelle officine. Non esistono, diciamo, assolutamente mestieri per uomini e per donne. E poi la storia dei bambini rubati, siamo sempre nelle pagine interne della Stampa. Kiev afferma di avere verificato i nomi di oltre 19.000 minori trasferiti in Russia negli ultimi mesi. Sono 387, sono stati rintracciati dai parenti e riportati a casa. Questo il racconto. Ma visto che ci siamo, stamattina tutti i quotidiani puntano il dito su quella che è, insomma, la classifica dei politici da un punto di vista dei redditi. Renzi è il milionario, mentre Conte dichiara 24.300 euro, alti e bassi. È precipitato, aveva 1 milione l'anno scorso. Nuove dichiarazioni depositate, e vedete, questa è la classifica. Matteo Renzi 3,2 milioni, Giulio Tremonti 2,6 milioni, per dare un'idea di quella che è la situazione. Crosetto 900.000, Ignazio La Russa 450.000, la Santanchè 298.000, la Meloni 293.000, e poi l'ultimo di tutti in questa graduatoria è Giuseppe Conte con 24.000 euro dichiarati. Questi, insomma, sono i dati che vengono fuori dalle dichiarazioni. Renzi primo, siamo sul Messaggero, anche qui Renzi primo, Conte ultimo, ecco i redditi dei politici, e come vedete ad ogni foto viene associato poi quello che è il reddito. Ma a proposito, visto che stiamo parlando di fisco, possiamo parlare di quello che sarà il nuovo
il nuovo fisco per l'anno che sta per arrivare. Lo prendiamo dalle pagine della Stampa. Il nuovo fisco come sarà? Il governo sogna la flat tax e taglia 3 gli scaglioni dell'IRPEF. La metà delle risorse della riforma andrà ai dipendenti, per gli impiegati un beneficio medio annuo di 193 euro. Questo è quello che prevede la riforma del fisco. Poi ci sono alcuni punti: redditi fino a 15.000 euro, i lavoratori dipendenti beneficeranno dell'aumento della no tax area ed anziché pagare 370 euro nel 2024 ne pagheranno 295. Questo è il risultato. I redditi fino a 25.000 euro, in questa fascia di reddito la riduzione dal 25 al 23 dell'aliquota IRPEF, redditi fino a 40.000 euro per i lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, il risparmio arriva a 260 euro. Questo è, diciamo, il nuovo fisco che verrà. Adesso vediamo un po' di prime pagine, altre prime pagine, visto che abbiamo approfondito i temi più importanti trattati dai principali quotidiani. Siamo con Avvenire, Ilva, l'ultima chance per l'ultima fabbrica, l'ipotesi di un prestito ponte dello Stato, slitta domani l'incontro con i sindacati. E poi sul tema del fisco torna anche Il Giornale. Finisce l'era del fisco spietato, tasse, si cambia, il governo vara nuove regole sulla riscossione, mai più cartelle in estate e a Natale, arriva il garante dei contribuenti. Tajani parla di un salvagente per chi perde il superbonus, insomma chiede ancora una volta a Forza Italia la possibilità di avere in qualche modo di non perdere tutto quello che si è investito con il super bonus. E adesso invece lasciamo la prima pagina del Giornale, siamo sul Fatto Quotidiano. Il patto è recessivo, un caos totale, infatti l'ha firmato lui. Questo è quello che scrive in estrema sintesi stamattina il Fatto Quotidiano. Poi, cioè che accusa Giorgetti di essersi contraddetto in tutto. Sì, si è bocciato da solo. Si è bocciato da solo. È un passo indietro su quello proposto dalla Commissione, un sistema ancora più complicato di clausole con Tajani, braccio di ferro. Lo sappiamo, su questo super bonus 110%. Allora, anche Libero, Giorgia non può ammalarsi, processo all'influenza. Meloni rinvia la conferenza stampa di fine anno, si apre il giallo che non c'è, Conte maligna, non ci mette la faccia, dall'antifascismo all'antiraffreddore. Insomma, molto ironico. E poi è lì in fabbrica per vedere come sono fatti gli operai. Pungente. Cattivo. Cioè, vediamo questi operai di cui si parla. Mamma mia. Allora, vediamo anche il Messaggero. Super bonus, coperti i lavori del 2023, è in arrivo il sì alla sanatoria per i cantieri avviati con il 110%, niente restituzioni. Doppia tassa sulle big tech e Giorgetti alla Camera, mai detto di ratificare il MES. Questo sembrava di sì però, vero? Sembrava che avesse detto... Una questione di punti di vista anche, no? E poi ancora il New York Times, anche qui fa causa ad OpenAI, ChatGPT è intelligente, copiando noi. Non so se mi spiego. È molto intelligente perché copia. E poi una cosa carina, magari da approfondire se avremo tempo, la scuola, tra tecnici e liceo Made in Italy, parte la rivoluzione. Cioè praticamente sta per partire una rivoluzione per quanto riguarda i percorsi da 4 anni all'aumento delle lezioni di pratica. Quindi insomma la scuola italiana dovrebbe in qualche modo cambiare. L'ambulanza contro l'autobus di bimbi, 4 morti, questa è una bruttissima vicenda. Immagine raccapricciante. Davvero. E poi la storia che vi volevo raccontare stamattina, a proposito di aumenti, a proposito di prezzi alle stelle, la storia è quella di una donna, di una pensionata, che ha ricevuto una bolletta direi impressionante, bolletta di 15.300 euro ad una pensionata, si è subito sentita male, poi la donna è morta, è capitato ad Imperia la denuncia dei parenti della signora,
l'importo chiedo scusa, corretto per l'acqua era di 55 euro. E invece era diventato 15.300. Ed è una brutta vicenda che viene ripresa Povera donna. da tutti i giornali. Imperia donna morta dopo la maxi bolletta. Iren deve pagare, dicevano. Caterina, 88 anni, aveva ricevuto un conto da 15.000 euro anziché da 55. Il caso adesso finisce in Parlamento, pronte 2 interrogazioni di Verdi e anche di Italia Viva. Insomma, stamattina i giornali su questo tema ci tornano parecchio e poi, visto che ci siamo, parliamo della scuola, abbiamo il tempo forse per dire che come cambia la scuola dai tecnici al Made in Italy, il nuovo volto della scuola, più scelta per i ragazzi. Il 18 gennaio ci sarà il via libera alle iscrizioni, non solo teoria, aumentano anche le lezioni pratiche, nasceranno profili altamente specializzati per aumentare le opportunità lavorative. Quindi la nostra scuola mette un po' più di pratica rispetto alla sola teoria. Diciamo che ci possiamo fermare qui. Bene, ci fermiamo qui, tra poco un'occhiata al tempo e poi il primo argomento, gli aumenti in arrivo purtroppo. State con noi, buongiorno Sicilia. Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì con tempo variabile sulla nostra penisola, in particolar modo sulle pianure del nord e sul medio-alto versante tirrenico, con qualche possibile debole fenomeno, altrove ampi spazi soleggiati. Sulla Sicilia cieli sereni o parzialmente nuvolosi ma senza precipitazioni, la ventilazione debole con mari in prevalenza calmi. Temperature massime che non subiranno particolari variazioni, con clima mite per il periodo, valori infatti che riusciranno anche a sfiorare i 15-16 gradi. Nel corso della giornata di venerdì situazione pressoché analoga, tempo infatti ancora variabile, con cieli a tratti nuvolosi ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. La ventilazione ancora debole con mari in prevalenza calmi. Temperature massime che non subiranno particolari variazioni con valori oltre le medie stagionali, punte infatti che si aggireranno intorno ai 15-16 gradi. Dettagli maggiori ed approfondimenti come sempre sull'app di Trebi Meteo. Abbiamo tagliato le verdure e le abbiamo messe qua. Fai assaggiare un goccettino, ma che bontà, ma che bontà, ma che cosa qua? Ma che tutti i giorni su Antenna Sicilia. Questa roba qua. Abbiamo il primo ospite con noi il professor Roberto Cellini, che insegna economia politica ed è direttore del Dipartimento di Economia e Impresa qui a Catania. Professore, benvenuto. Grazie. Dobbiamo subito parlare di questa notizia esplosiva che ha tirato fuori il Codacons, ma non è l'unico. Comunque, che parla cioè di rincari importanti in arrivo, dalla tavola alle bollette, perché c'è anche la fine del mercato tutelato, lo calcolano, la telefonia. Insomma, secondo il Codacons il conto potrebbe aumentare in un anno di quasi 1.000 euro, 974 euro. Cibo, bollette, telefonia. Professore, siamo proprio nei guai. Beh, non direi proprio, bisogna distinguere, c'è un aumento dei prezzi, l'inflazione è prevista in calo, quindi abbiamo avuto un notevole aumento dei prezzi nell'anno passato, ma le previsioni sono relativamente positive, nel senso i prezzi aumenteranno ancora ma ad un ritmo minore rispetto a quanto è avvenuto nell'anno passato. C'è poi il problema delle tariffe dei servizi pubblici, queste sono state in qualche modo calmierate in passato, finisce il mercato tutelato, è verosimile che qualche aumento ci sia, anche se in realtà queste misure erano state introdotte per liberalizzare i mercati e quindi per far sì che i prezzi si potessero abbassare. Probabilmente non succederà questo, però io sotto questo profilo sarei leggermente ottimista, nel senso che l'aumento dei prezzi previsto è comunque più basso rispetto a quello che abbiamo subito nell'anno passato. Quindi non conferma questi 974 euro di cui parla il Codacons? Ma è sempre difficile fare queste stime, non sto smentendo che ci dobbiamo attendere un aumento dei prezzi, sto dicendo che l'aumento dei prezzi che fronteggeremo è comunque più limitato rispetto all'aumento che abbiamo fronteggiato. Professore, mi spiega come può succedere che una poveretta ci lascia addirittura la vita
che a Imperia le arriva una bolletta da 15.000 euro quando era da 55. Questa è una storia veramente tragica, evidentemente si è trattato di un errore, così ho letto. Non c'è dubbio, ma come può succedere un errore così grave? Posso dire per incuria del settore amministrativo oppure perché ci si affida troppo agli strumenti di intelligenza artificiale. Ecco, a proposito di intelligenza artificiale, qui ce n'è poca perché Giorgetti ha detto addirittura che siamo in preda alle allucinazioni. Come va a finire con il super bonus? Ci sarà una proroga, il salvagente di cui parla Tajani? Ma dovrei avere la sfera di cristallo o dovrei essere in Consiglio dei Ministri, nel senso che si sta discutendo in questi minuti, immagino, su che cosa introdurre nel decreto mille proroghe e su come fronteggiare il problema del bonus, del super bonus fiscale. All'interno delle forze di maggioranza ci sono opinioni contrastanti, nessuno sa quale linea prevarrà e quindi dobbiamo aspettare il Consiglio dei Ministri e vedere quale sarà la soluzione. Quindi non è detto che ci debba essere una proroga, come... Ma ovviamente non è detto, e io leggo le notizie di stampa e quindi non ho informazioni ulteriori rispetto come dire, alle anticipazioni e alle prese di posizione, ripeto, differenti tra le forze di maggioranza, perché c'è chi vorrebbe bloccarlo del tutto e c'è... Oggi Giorgetti è severissimo, parla che dice questo... Sì, Giorgetti ha preso una posizione molto dura, ma d'altra parte lui, dovendo guardare i conti pubblici, dà importanza al fatto che naturalmente il super bonus costa molto. Devo dire ha dato anche molti benefici, però sotto il profilo delle finanze pubbliche certamente è un costo. Potrebbe arrivare quella al 70%, ci potrebbe essere questa sì, soluzione? Questa è una delle ipotesi, mi sembra anche molto probabile dato, dato lo stato del dibattito. Va bene, parliamo del nuovo fisco, professore, Sì. ci farà risparmiare veramente? Abbiamo letto poco fa con l'amico qui Angelo Gagliano una serie di articoli dei giornali, e davvero risparmieremo? Vengono ritoccate le aliquote, quindi soprattutto i redditi più bassi dovrebbero risparmiare qualche cosa in termini... I redditi più bassi? Sì, le fasce di reddito come dire, che hanno aliquote di imposizione più basse dovrebbero avere un risparmio fiscale più consistente di quello che avranno le fasce di reddito che dichiarano redditi più alti. Va bene, questo è più o meno quello. Ora, professore, ci aiuti a capire più in generale come sarà il 2024 che comincia. Prima di tutto l'economia cresce o rallenta? L'economia cresce ma in misura molto modesta. Noi chiuderemo il 2023 con una crescita del prodotto interno lordo reale di circa l'1%. Cosa vuol dire una crescita dell'1%? Vuol dire che siamo cresciuti ma in misura veramente molto modesta. Poi le diverse stime oscillano tra lo 0,8 e l'1,1. Ecco, per l'anno prossimo la previsione è analoga, quindi si prevede una crescita intorno all'1%. Quindi crescita sì, ma come dire anemica. Modesta, anemica, lei dice, bello questa definizione. Ma noi nel 2023 eravamo cresciuti però, secondo voi? Allora, nel primo semestre siamo cresciuti in maniera più robusta di quanto sia successo nel secondo semestre. Ecco. Difatti le stime fatte, diciamo, 6 mesi fa prevedevano un 2023 in crescita dell'1,1-1,2%. Il secondo semestre è stato più debole, quindi chiuderemo intorno all'1, forse anche poco sotto l'1%. Quindi... Però non è questa la differenza, cioè tra crescere lo 0,8 e crescere l'1,2 non è che cambi il mondo. Ecco. Però l'inflazione cresce, o no? L'inflazione è stata sostenuta e nonostante ora sia in rallentamento è oltre il 5%. Ripeto, per l'anno prossimo è prevista poco sopra, tra il 3 e il 4%, quindi una diminuzione. Però attenzione, quando si dice che diminuisce l'inflazione non vuol dire che diminuiscono i prezzi. I prezzi stanno aumentando con un ritmo... Aumentano un po' meno di quello che esattamente. Era prima. E abbiamo avuto soprattutto l'anno precedente con un'inflazione insomma vicina al 10%, quindi certamente l'aumento dei prezzi è stato un problema serio per l'economia nel passato recente. Certo. E la Banca Centrale Europea è di fatto intervenuta alzando i tassi di interesse con tutti i costi che ne conseguono, proprio per combattere l'inflazione e combattere le aspettative di inflazione che alimentano l'inflazione stessa. Questa battaglia contro l'inflazione non fa che ridurre poi però la ricchezza che c'è in giro, e per cui i tenori di vita della gente
alla fine si restringono lo stesso. Io direi che è l'inflazione che riduce la ricchezza reale delle persone, non la lotta all'inflazione. Però aumentando i tassi aumentano i mutui, aumentano gli interessi sui prestiti. Assolutamente sì. E si contrae anche il volume dei mutui e dei prestiti concessi. Difatti uno dei motivi della crescita che io dicevo anemica risiede proprio nel fatto che i consumi delle famiglie sono cresciuti di meno, sono cresciuti poco in realtà nell'ultimo anno. E perché sono cresciuti poco? Perché c'è stata inflazione, quindi i prezzi sono aumentati, il valore reale dei redditi è diminuito, e anche perché c'è stata una stretta nella concessione dei prestiti, quindi i tassi di interesse sono aumentati, non solo gli intermediari finanziari, le banche hanno dato meno prestiti sia alle imprese sia alle famiglie. Non mi avrebbe bocciato l'esame allora, professore? No, penso di no. Grazie, meno male, me la sono cavata. Riusciamo a parlare un pochino della Sicilia, come vanno le cose per l'anno nuovo? La Sicilia è parte dell'Italia con tutti i problemi in qualche modo aumentati, quindi quello che si prevede per la Sicilia è una crescita molto modesta, con una crescita molto modesta dei consumi, una contrazione del credito alle famiglie. La buona notizia riguarda l'occupazione, nel senso che il numero di occupati è cresciuto, però anche qui si tratta di vedere di che occupazione, perché come dire, è un'occupazione, mi lasci dire, di basso livello, quindi dobbiamo essere tutti meno qualificata, vuol dire? Meno qualificata e quindi meno remunerata. E quindi meno remunerata. E quindi dobbiamo essere tutti contenti del fatto come dire, che diminuiscono i disoccupati e che aumentano. Però c'è un problema di qualità dell'occupazione, che è un problema italiano ben inteso, è un problema di tutta l'Italia, le remunerazioni troppo basse e la qualità dell'offerta di lavoro troppo bassa, però in Sicilia è un po' più grave che non in media. Un po' più grave. E le pensioni, a che punto siamo con le pensioni? Beh, le pensioni è un argomento spinoso. Quindi, ogni tanto i medici ce lo ricordano con i loro scioperi per le pensioni, però in generale sono problemi che riguardano tutti, no? Beh, la spesa pensionistica in Italia, benché sotto controllo, è comunque una spesa che è maggiore in proporzione rispetto alla spesa sociale di tutti gli altri paesi. Quindi, anche perché siamo molto anziani. Anche perché abbiamo una speranza di vita più elevata della media, e questa è una buona notizia ovviamente. Però dal punto di vista dei conti pubblici naturalmente questo qualche preoccupazione la desta, e soprattutto non bisogna, come dire, allentare l'attenzione sul fatto che la spesa pensionistica deve essere tenuta in qualche modo sotto controllo. Il problema del sistema pensionistico sono le ingiustizie che ci sono all'interno del sistema pensionistico, perché naturalmente si sono stratificati una serie di provvedimenti diversi nel tempo, per cui è chiaro che ci sono alcune categorie avvantaggiate, alcune categorie viceversa che pagano un conto più salato di altre. Perché si procede sempre un po' a spizzichi e boccone, non si procede in maniera complessiva. Esattamente, si rincorrono gli specifici problemi delle specifiche categorie. Professore, lei è stato molto illuminante, le vorrei fare un'ultima domanda per quanto riguarda ancora la nostra regione, e cioè questo. Noi assistiamo a un crescente aumento del numero dei turisti. Non c'è il rischio o la tendenza che poi l'isola finisca, dal punto di vista, questo lo dice mi pare Calenda, lo dicono alcuni, finisca per essere un po' la terra dove arrivano i turisti, dove ci sono i fast food, ci sono i bed and breakfast, e però come attività produttiva vera e propria ce n'è poca. Assolutamente sì. C'è questo rischio. Allora, il turismo è una fonte importantissima di crescita economica, però non si può pensare ad un modello di sviluppo basato solo sul turismo. O meglio, se noi fossimo una piccola isola con 300.000 abitanti, potremmo anche pensare di avere un'economia che cresce basata solo sul turismo. Un'economia di 5 milioni di abitanti come la Sicilia deve vedere nel turismo una fonte importantissima, ma non può essere l'elemento che traina la crescita complessiva. Fare turismo senza servizi, ma direi anche senza manifattura, come dire, non porta ad una crescita. Servizi, manifattura, infrastrutture. Le infrastrutture sono una precondizione per il turismo e anche per tutto il resto, ovviamente. Grazie professore per le sue importanti considerazioni. Il professor Roberto Cellini, che insegna economia politica a Catania ed è direttore del Dipartimento di Economia e Impresa. State con noi, buon anno. Auguri a tutti. Grazie. E tra poco un altro argomento, parleremo del turismo appunto di Capodanno, con le sue considerazioni bene in mente. Grazie professore. Arrivederci.
Sicilia abbiamo un'altra ospite, Ornella Laneri, buongiorno, benvenuta, è imprenditrice del turismo e anche una dirigente della Confindustria di Catania, e con lei dobbiamo parlare di una cosa molto piacevole, il boom del turismo di Catania e di Palermo. Sono tra i luoghi più scelti dai turisti sia italiani ma anche stranieri per passare il Capodanno. Questo emerge dai dati di un motore di ricerca di voli che si chiama jetcost.it. Ma una bella soddisfazione. Devo dire una bellissima soddisfazione, non limitata a quest'ultimo periodo ma a tutto il 2023. Abbiamo raggiunto, superato abbondantemente il 2022, ma cosa inaspettata, superato il 2019, che era l'ultimo anno per noi di riferimento pre-Covid, già un anno di grandissima crescita. Quali sono le ragioni secondo voi che studiate questo, perché siete proprio dentro, siete nel settore turismo? Allora, diciamo che c'è un ritorno finalmente di un turismo internazionale che aveva riportato nel 2019 dei numeri veramente importanti, e quindi il ritorno degli americani. In qualche maniera si sta muovendo anche il mercato orientale, quindi la Cina, l'Australia si sta muovendo molto. La Sicilia ha fatto una buona strategia negli anni, nell'immediato post-Covid, e quindi un po' tutte queste cose. È aumentata l'offerta ed è aumentata un'offerta di qualità, per cui la Sicilia non è più solo una destinazione come era, io lavoro da 40 anni in questo settore, quindi ricordo bene come era prima, un po' di massa in un certo senso, terza età, turismo scolastico, eccetera. Oggi l'arrivo di resort importanti, di strutture internazionali, molto più di prima, ha permesso alla Sicilia, che è molto grande, lo diceva il professore prima, 6 milioni di abitanti, molto grande, quindi molto più difficile delle Baleari, perché facciamo sempre paragone con le Baleari che io detesto, stiamo parlando di dimensioni diverse e anche bellissime, meravigliose, però diverse, e quindi devo dire che questa diversificazione ha permesso assolutamente una offerta diversa. E anche le serie televisive internazionali hanno avuto il loro assolutamente ruolo. Sì, e lì l'ha fatta da padrone l'alta, diciamo, offerta, l'offerta alta. Taormina ha prenotata fino credo al 2025 e questo devo dire che non ha portato solo turisti, ha portato anche investimenti, che è molto importante da noi. Cioè altri investimenti? Investimenti internazionali, per cui io sono una piccola imprenditrice locale, per cui noi siamo un'impresa familiare ed è molto importante che rimangano le aziende familiari in Sicilia, però è altrettanto importante che se arrivano imprese internazionali come per esempio il gruppo Mangia, è un gruppo meraviglioso che è stato acquisito in parte, ha avuto l'aiuto, no, da una cosa internazionale, ed è diventata una catena incredibile, e questo ha permesso a realtà in qualche maniera magari un po' stanche di diventare, di essere trasformate in un'offerta molto particolare, molto forte, quindi sicuramente questo è importante. Ma c'è una differenza che incuriosisce, o non c'è nessuna spiegazione, ed è questa: l'Italia risulta il paese più ricercato dietro alla Spagna e davanti al Portogallo, che è bellissimo. All'Algarve, per dire, la Francia, il Regno Unito, però per quanto riguarda i turisti italiani Catania è un po' al 18° posto, Palermo 19°, come mai? La risposta è sempre quella che noi ci vediamo da qualche volta, che sono sempre i costi dei voli, no? Lei mi voleva qua. Diciamo che sicuramente, allora è quello. Sicuramente il volo, mentre gli stranieri, allora è cambiata la modalità di ricerca per il viaggiatore, più per gli stranieri forse che per l'italiano. Prima si vede quanto costa un biglietto aereo, cioè qual è il biglietto aereo più economico, e poi si sceglie la destinazione. Non sempre è la destinazione che comanda. Prima si diceva voglio andare in Sicilia. Ah, questo è nuovo. Molto spesso oggi si entra online e si dice compagnia straniera o quello che sia, qual è il biglietto più economico per fare 3 giorni. E da lì parte la ricerca delle strutture alberghiere, quindi non è più esclusiva, ovviamente si ricerca anche la Sicilia, però può capitare che in Sicilia ci si vada perché si è trovato un biglietto più economico, quindi quello può capitare. L'italiano è quello dell'ultimo momento e lo sappiamo, e quindi all'ultimo momento i biglietti sono cari, gli alberghi sono più cari, perché se lei avesse prenotato un albergo a Capodanno 3 mesi fa in Sicilia avrebbe trovato un altro prezzo, oggi non si sta sotto i 160-180 euro per una camera a Catania. Idem aerei, perché all'ultimo momento gli aerei costano di più. Quindi secondo me forse l'italiano tende meno a programmare, in parte, e i voli domestici sono ancora troppo cari.
Probabilmente anche questo. Questo bisognerebbe dirlo all'algoritmo. All'algoritmo. Al signor algoritmo. Sì, assolutamente sì. Più si cerca e più si aumentano. Quindi più aumenta di prezzi, assolutamente sì. Quindi questa è una realtà, non è vero che non incide, non è vero incide in parte sulle scelte. Diciamo che ci lamentiamo meno oggi, noi albergatori, come tutti quelli che fanno impresa, ci lamentiamo quando incominciamo ad andare in crisi. È un anno talmente buono che stiamo, diciamo, chiudendo un occhio in qualche maniera, per cui abbiamo tutti la fortuna di poter lavorare bene e alcune sbavature ci danno meno fastidio. Io credo invece che sono una persona che guarda a lunga distanza, dovremmo lavorare per pianificare. Quello che diceva il professore è vero, ma è anche vero che il margine di crescita del settore turismo ancora in Sicilia è altissimo, ha supportato da delle buone infrastrutture e trasporti, questo va da sé, assolutamente va da sé. Le realtà alberghiere stanno crescendo in qualità e anche quelle un po' più scadenti sono costrette ad adeguarsi, ci sono degli ottimi finanziamenti. E io direi che il quadro è roseo per il turismo in Sicilia, per gli imprenditori del turismo. Dobbiamo essere ben accompagnati e dobbiamo saper guardare a fra 3 anni e non alla settimana prossima. Ma questa è musica per le nostre per orecchie. Me sì, devo essere, non ci si può sempre lamentare. Lei, esatto, giustissimo. Lei ha appena parlato del lusso e va bene. Ma i punti di forza della Sicilia sono l'enogastronomia e la cultura? Allora, io devo dire che sempre, dico a chi viene da noi, ascoltate il ritmo della Sicilia. La nostra terra ha un ritmo che se ben ascoltato, che spesso ascoltano di più gli stranieri. Noi magari siamo talmente tanto dentro che la musica quando l'ascolti sempre non la senti più e non è più musica. E quindi la Sicilia che cos'ha? Non so se lo sai, è stata nominata per il 2025 regione europea dell'enogastronomia. Noi abbiamo avuto un ruolo molto importante, noi imprenditori del turismo e della ristorazione, per ottenere questo risultato. E questo che cosa vuol dire? Che sicuramente l'enogastronomia è forse la motivazione principale, non lo so, per la quale poi quando si arriva si rimane estasiati. Ma lei ha visto che tempo abbiamo in questi giorni? Io ho sentito che c'è la nostra Greta catanese, ha perfettamente ragione, però questi sono giorni, io sono vecchietta, facevo il bagno il 2 di gennaio, 30 anni fa, con buona pace si faceva il bagno il 2 di gennaio, però è vero che questa trasformazione va analizzata, va studiata, esatto, non bisogna prenderla sotto gamba, però questa è una delle motivazioni per le quali poi la Sicilia è anche assolutamente, quindi sicuramente il tempo, ma noi abbiamo delle realtà archeologiche, noi abbiamo dei borghi, la gente sta cominciando a scoprire i borghi, c'è un borgo vicino sui Nebrodi che si chiama Ficarra, che è una residenza d'artisti da anni, dove c'è quello dov'è? Ficarra, sui Nebrodi, è un borgo, è un piccolo paese che è diventato un borgo che oggi è una residenza di artisti, c'è il mondo dell'arte contemporanea che sta veramente esplodendo. Eppure noi l'altro giorno parlavamo dei borghi che si spopolano, è vero? Sì, ci sono dei piccoli I borghi si spopolano ed il lavoro che bisogna fare è quello di ridare ai borghi dignità, perché non bisogna farli diventare delle destinazioni turistiche tout court, bisogna ridare la dignità la dai ridando le attività produttive dei territori e quindi recuperando la storia dei borghi. Ci sono per esempio borghi come Bevagna in Umbria dove oggi ancora entri nei palmenti dove ti fanno vedere come si lavorava e hanno fatto diventare questo motivo di vita e di rivitalizzazione del paese. Quando io le parlo di Ficarra, ma ce n'è più di uno in Sicilia, le parlo di luoghi dimenticati che persone illuminate, in questo caso è stato il Siena, come con finanziamenti, perché esistono i finanziamenti per il recupero dei terreni. Ma lì devono intervenire, sbaglio, i giovani che però invece sono invogliati a partire. Lo so, però se siamo sempre là, se si fa una politica, io non dico che bisogna trattenere, io dico che bisogna creare i presupposti per far ritornare. Perché ci sta che i ragazzi vadano fuori, perché ci sta che i ragazzi abbiano delle esperienze e vedano delle... A me è capitato di andare l'altro giorno all'Università della Sapienza, ho fatto una testimonianza perché non sono una docente, e una ragazza di Augusta è venuta con le lacrime e mi ha detto: lei mi fa capire che potrei tornare in Sicilia. Caspita, ecco. Bellissimo. E allora non perché io sono io, ma perché io ho fatto vedere un modo di accogliere che ti può permettere di venire a lavorare. Lei parlava, il professore, io ascoltavo da fuori anche del lavoro, no? Il lavoro è vero, il lavoro che sta aumentando è un lavoro, chiamiamolo basico,
ma perché il turismo sta funzionando molto bene. Quindi che cosa serve nel settore del turismo? Il turismo, ricordiamo che dà lavoro, perché non si vive senza attività, senza risorse umane. Quindi certo. le signore che fanno le pulizie, le persone che lavorano nei ristoranti, eccetera. Allora Sarà lavoriamo, basico, però ma lavoriamo su questa formazione, certo. lavoriamo anche su questa formazione. La ringraziamo, Grazie ci fermiamo a voi. provvisoriamente, le fissiamo un appuntamento con il Presidente Schifani come consulenza per il rientro dei giovani. Grazie per l'invito sempre. Nella nostra regione. Complimenti, grazie e auguri anche per il prossimo anno. Ci fermiamo provvisoriamente e poi dopo parleremo appunto dei giovani che se ne vanno. State con noi, buongiorno Sicilia. Ci siamo agganciati bene. Buongiorno Sicilia, parliamo dei giovani che vanno via, l'abbiamo anticipato un minuto fa e lo facciamo in collegamento con Palermo, con Dario Canzemi, che è un regista. Voi direte, ma che c'entra un regista sul fenomeno delle partenze dei giovani, soprattutto alla nostra regione? Ve lo diciamo fra un minuto. Allora, voi dovete sapere che la popolazione siciliana, secondo i dati Istat, è diminuita, avete sentito prima, lo diceva il professore, 5 milioni eravamo e ora siamo 4 milioni e 790 mila, cioè se ne sono andati 220 mila cittadini, di questi la stragrande maggioranza giovani. È come se l'intera città di Messina si sveglia la mattina e non c'è più nessuno, sono partiti tutti. Siamo la seconda regione d'Italia per il tasso di abbandono giovanile, seconda regione d'Italia. Allora Dario Canzemi ha realizzato un documentario, che l'ha scritto, l'ha prodotto, e si chiama Allontanarsi dalla linea e che riguarda proprio questo. Che vuol dire allontanarsi dalla linea, Canzemi? Buongiorno, grazie mille. Ma io sono partito un po' da una frase che noi sentiamo spesso quando andiamo nelle stazioni d'Italia, che è questa voce, questo alert che ci dice allontanarsi dalla linea gialla. E sono partito da questo suono che mi suonava tanto in testa per raccontare anche quella che è ormai una metafora di allontanamento giovanile da una linea quasi immaginaria che abbiamo nelle nostre teste, e una linea di pericolo. Ecco, volevo partire da quello, sentivo poco fa l'ospite che è in studio, sì, c'è un boom Ornella turistico. Naneri, sì. Ornella, esatto, però io il desiderio primo del documentario era raccontare proprio attraverso, diciamo, un ritratto fotografico quasi la quotidianità di questa terra, non quando tutti la vedono, quando tutti la conoscono, quindi d'estate. Stiamo vedendo qualche immagine, la stiamo rubando delle immagini. Dove si potrà vedere questo documentario? Che è bellissimo, già le immagini sono stupende, anche quelle che ci fanno pensare. Prego. Grazie. No, il documentario adesso avrà una distribuzione festivaliera. Noi abbiamo fatto 2 proiezioni a Palermo sabato scorso 23 al Rouge et Noir e abbiamo fatto sold out per entrambe le proiezioni. È stato molto bello vedere, diciamo, vedere sul grande schermo questa propria creatura, no? Alla fine, perché l'abbiamo seguita io insieme a tutta la troupe, che sono stati dei ragazzi eccezionali, abbiamo creduto nel progetto così quando si parla di passione, ecco, abbiamo avuto sacrificio, passione, ci abbiamo messo anche di tasca nostra e adesso verrà un giro festivaliero e speriamo di vederlo molto presto in qualche piattaforma, stiamo lavorando su quello. Ma sicuramente sarà così. È un viaggio, se non abbiamo capito male, alla scoperta di tutte le tantissime sfaccettature della Sicilia, storia, bellezza, ma anche contraddizioni, diciamo così, sociali, economiche, che portano poi a essere la seconda regione, abbiamo detto, di abbandono giovanile. Lei che cosa sente di dire anche attraverso il suo film su questo? Ma infatti volevo allontanarmi ora, per giocare anche sul titolo, volevo un po' distanziarmi da un'inchiesta giornalistica, io che vengo dal giornalismo, no? E volevo invece mettere la macchina da presa a raccontare quasi un controcampo, questa fuga da una terra che tutti nel mondo conoscono per la sua bellezza, ma per i suoi colori estivi, per il sole, per il cibo, per la grande popolazione che c'è nei mesi estivi. Quindi la sfida era raccontarla in questa sorta di controcampo invernale, quindi ho messo la macchina da presa proprio a dicembre, a gennaio, e raccontare
partendo dall'assunto chi sei quando nessuno ti guarda, no? E quindi cos'è la Sicilia nella sua quotidianità, nei suoi 10 mesi che non riguardano l'estate? È quella, ed è una Sicilia che io ho scoperto avere 70 abitanti a Erice. Voi prima parlavate dei borghi, nelle Madonie c'è uno spopolamento molto molto in crescita, è come se negli ultimi 5 anni si fosse spopolata l'intera Gangi. Ora io non volevo, diciamo, avevo raccolto durante il girato tante testimonianze, poi in realtà volevo dare proprio un'immagine, un ritratto. Ho capito in montaggio cosa veramente volevo raccontare, volevo che emergessero questi dati attraverso una fotografia, non attraverso le persone che raccontavano. Quindi ho tagliato tante interviste e ho lasciato alcuni dei protagonisti che fanno poi da narratori nel chi sono i suoi protagonisti? Ce ne accenna un po' qualcuno? Poi è chiaro certo, allora il protagonista che vediamo un po' in tanti parti del documentario è Mimmo Cuticchio. Mimmo Cuticchio, come no? Più importante esponente dei pupari, no? È giusto? Sì. Esatto, perché entrare nella sua estetica significava sposare un mondo di colori, di fotografia e di immagini che amavo dal primo momento che sono entrato nel teatro. Poi c'è anche una bella testimonianza di Ninni Bruschetta, che è un attore... Come no, che noi conosciamo bene, Ninni Bruschetta, certo. Che dice? Esatto. Che le dice? Lo so. Ma è stato divertente perché poi a Messina siamo stati insieme, è venuto in macchina con me, abbiamo passato questa giornata insieme e lui parlava molto di disillusione che aveva nei confronti, di amore e odio quasi, perché anche se c'è nella testimonianza del documentario, senza volere, però parla di rivoluzione. Lui dentro di sé la rivoluzione ce l'ha sempre, ci dice, e quindi tornerebbe anche... ci crede ancora, c'ha una vela di resilienza. Ninni Bruschetta è stato molto bello, e ci sono stati altri giovani, si è sentito Dario Aita, Vittorio Magazzù, che sono tutti attori che adesso lavorano sul territorio nazionale, però ecco, ci sono tante belle testimonianze, ma mi sono concentrato molto veramente sui colori e su una pasta di una Sicilia un po' più grigia rispetto a quella che tutti conoscono. Bello, e questa scelta perché Cazemi? Ma perché appunto come si racconta lo spopolamento di una terra senza mettere la macchina da presa in faccia a una persona, davanti a una persona? Si racconta attraverso i colori, attraverso una fotografia, attraverso grandangolari che possono raccontare una desolazione, piuttosto che mettere la macchina da presa su certi lavori artigianali, come ho fatto. Sono stato da tanti pastori, piuttosto che da tanti lavori, da una tessitrice di Erice che spegneva le luci del negozio per poter pagare meno di affitto, perché aveva una figlia che studiava a Bologna. Quindi ecco, raccontare quella Sicilia, non raccontare la Sicilia che conosciamo ad agosto, a luglio, a settembre, a giugno, dove c'è appunto il boom turistico. Ma il problema è che durante tutti gli altri mesi, scusate, questo boom non c'è, anzi. Giusto. Lei ha avuto un grande successo il 23 dicembre al Rouge et Noir a Palermo, quando c'è stata la prima, è vero? Ma sì, abbiamo fatto più di 150 presenze, eravamo nella sala Noir, che era quella più piccola, più intima, e abbiamo avuto entrambe le proiezioni, diciamo, sì, erano al completo. È stata la prima, la creatura, diciamo, ha preso vita il 23. Io spero che possa avere una vita adesso, quantomeno possa essere visto, perché io credo sia un lavoro modesto, però che non abbia un target. Perché per esempio nella prima proiezione c'erano tanta gente adulta, tanti anche amici di famiglia che hanno magari dei figli che studiano fuori, che lavorano fuori, e anche semplicemente toccare una corda personale, anche una sola, per me che sono il regista e che ho creduto in questo progetto, già significa aver vinto. Se arriva anche un solo messaggio. Giusto, cioè, lo vedremo nelle altre città, non dico solo Catania, ma anche le altre, immagino, speriamo. Senz'altro. Bene, allora, assolutamente in Sicilia.
L'aspettiamo, Dario Cangemi, che è autore di questo allontanarsi dalla linea, che significa anche allontanarsi da questo problema che ci angoscia e ci tocca a tutti, dell'abbandono della nostra terra, soprattutto dei più giovani. Grazie, in bocca al lupo, auguri per l'anno che arriva, e adesso l'almanacco. Oggi parliamo dei benefici delle ciliegie. Hanno proprietà depurative, diuretiche, disintossicanti e dissetanti. Grazie all'acido malico stimolano il fegato, sono ricche di melatonina e hanno anche effetti lassativi. Oh, è incredibile, ma l'accendino è stato inventato prima del fiammifero. Nel 1823 un chimico tedesco ha creato il primo esemplare. Non somigliava ai moderni accendini, sembrava più una lampada da tavolo, ma riusciva ad accendere il fuoco usando il gas GPL. E sapete cos'è ancora più strano? Il primo fiammifero è arrivato ben 4 anni dopo. L'abito non fa il monaco. Come mai, per ricordarsi di non giudicare qualcuno dall'esteriorità, in particolare dall'abbigliamento, si è scelto di parlare proprio di un monaco? Beh, questo proverbio viene perfino citato nei Promessi Sposi di Manzoni. Questo perché nel Medioevo i monaci che viaggiavano erano accolti con ospitalità e particolare riguardo. Per tale motivo capitava che alcuni disonesti si travestissero da religiosi, cercando di ottenere un trattamento di favore con l'inganno. Da tale circostanza la saggezza popolare avrebbe sviluppato il detto ancora in uso. Siamo in studio in diretta con qualche notizia, Angelo? Sì, vediamo qualche altra prima pagina. Intanto il Sole 24 Ore torna su Giorgetti, nessuna manovra correttiva, super bonus, il DL salva spese selettivo. E poi fotonotizie, vedete il New York Times, contenuti editoriali, il New York Times fa causa ad OpenAI e a Microsoft sul mille proroghe, dimezzate le tasse agli sportivi che vengono in Italia. Ancora un'altra prima, che è quella della Verità. Eccolo qui, le grandi battaglie della sinistra, droga di Stato nella legge di bilancio, scrive nella Verità. Poi ancora Casarini ha provato a cancellare le tracce, il processo per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. E dal New York Times, causa miliardaria all'intelligenza artificiale, le assicurazioni si buttano sul nuovo business adesso, perché praticamente insomma si vede che ci si può magari guadagnare. Se il New York Times chiede miliardi di danni. Facciamo poi vedere anche la prima dell'Osservatore Romano, quante stragi di innocenti nel mondo. Nel messaggio natalizio Urbi et Orbi il Papa ricorda i tanti bambini che vivono in zone di conflitto. E chiudiamo con la notizia che riguarda sempre l'intelligenza artificiale, stamattina praticamente imperversa su tutti i quotidiani. L'abbiamo accennata in qualche modo, ma c'è l'analisi di Massimo Adinolfi. Chat GPT senza anima e genio. Per ora sa solo scopiazzare. Avete capito cosa fa l'intelligenza artificiale? Guarda, dopo un anno di ascesa nella società mostra i limiti tra problemi di diritti e risarcimenti. Insomma. Non sa tanto le idee chiare. Assolutamente, ancora. Insomma, deve assolutamente crescere. Vabbè, dovrebbe anche conoscere un po' di storia. Noi per esempio partiamo dal 1065, niente meno, il 28 dicembre del 1065, quando a Londra si consacra l'abbazia di Westminster voluta dal re Edoardo. L'abbazia diventa poi la sede delle incoronazioni, eccola qua, bellissima, incoronazione dei sovrani e delle tombe dei personaggi illustri. Adesso un balzo in avanti di appena 8 secoli e arriviamo al 1895. Il 28 dicembre di quell'anno il fisico tedesco Röntgen annuncia la scoperta dei raggi X. Lo stiamo vedendo, questa è una prima immagine di una radiografia. Per l'importanza delle sue scoperte gli viene assegnato il premio Nobel per la fisica nel 1901. Lo stesso giorno a Parigi, sempre il 28 di dicembre, due fratelli imprenditori, i fratelli Lumière, Auguste e Louis, organizzano la prima proiezione cinematografica pubblica a pagamento. È la nascita del cinema. Il successo è enorme, i fratelli Lumière iniziano a diffondere i loro film in tutta Europa e anche in America.
Passiamo al 1869, quando un dentista statunitense, che non è qua perché si chiama William Semple, brevetta la prima ricetta di un prodotto dolciario che non si deve mangiare ma solo masticare. Il chewing, Eccola qua, la gomma da masticare. In seguito diventerà un prodotto molto popolare, soprattutto negli States, dove era usata anche dai soldati durante la guerra. Invece di fumare, almeno per vincere il nervosismo, mastichi la gomma. Ci spostiamo in Italia, dove il 28 dicembre del 1908 si verifica una delle più grandi catastrofi naturali della nostra storia. Vedete qua il risultato, è il famoso terremoto 7,1 con epicentro nello stretto di Messina, che ha distrutto le città di Reggio Calabria e Messina. Spostiamoci al 1964, quando il 28 dicembre il Parlamento in seduta comune elegge il quinto presidente della Repubblica Italiana, Giuseppe Saragat. Ecco la foto, si tratta di un'elezione molto contrastata che richiede ben 21 scrutini. Saragat è sostenuto dal centro-sinistra e è il primo presidente ad avere partecipato alla Resistenza. E infine arriviamo al 2010, quando il 28 dicembre una scoperta archeologica in Israele fa discutere il mondo scientifico. Si tratta dei resti di un essere umano vissuto 400.000 anni fa, rinvenuti in una grotta vicino a Tel Aviv. Si pensa che si tratti dell'Homo sapiens più antico mai trovato e che quindi il genere umano possa aver avuto origine in Africa. Per concludere questa puntata vogliamo ricordare il compleanno di un famoso, questo qui, cantante americano, nato il 28 dicembre del 1978, tanti auguri, John Legend. Debutta come solista nel 2004, vince numerosi premi, vince 10 Grammy Awards, l'Oscar per la canzone Glory, scritta per il film Selma, il film famoso sulla marcia dei neri contro la segregazione. Tra i suoi brani più famosi vi ricordiamo All of Me, Tutto di me, che è dedicato alla moglie, una modella con cui si sposa nel 2013 sul lago di Como. Il video della canzone mostra alcune immagini del loro matrimonio e forse anche per questo ha ottenuto 2 miliardi di visualizzazioni. E con All of Me vi lasciamo e vi diamo appuntamento a domani. Buongiorno Sicilia, godetevi John Legend. A domani.